Allora, eccoci qua. Ancora questa evasione barbarica. Radino Lorin, scopriamo allora che ci sono le multinazionali alla fine che non pagano né da una parte né dall'altra le tasse. Per l'Italia è un grosso dato, sono tante le multinazionali che operano qua nel nostro territorio anche, e poi alla fine vengono, arrivano, però poi i soldi danno un po' di occupazione, magari utilizzano un po' di subfornitura, ma forse anche no. Ma stiamo andando però diciamo, verso un mercato, anche quello del lavoro, che le multinazionali portano e offrono, diciamo, di basso profilo. Stiamo portando diciamo, avere una manovalanza a basso costo, come sta avvenendo in paesi che si stanno impoverendo, come la Grecia. Noi arriveremo a diventare diciamo, quella fascia di classe B, chiamiamola così, dell'Europa, la fascia quella dei PIGS, famosi così definiti, dove diciamo, ci saranno stipendi di 300-350 euro mensili. Sì. E questo non va bene, però noi abbiamo una politica, credo, perché sì è giusto guardare l'Europa fa i suoi sbagli, eccetera. Però credo che un'analisi seria parta diciamo, da verificare cosa stiamo facendo noi, perché le cose non vadano in quel senso lì. Qualcuno ha detto che effettivamente l'Italia non è un paese così irrisorio e piccolo per non determinare qualcosa in Europa. Sicuramente lo può fare, ha le dimensioni, le capacità e soprattutto diciamo, anche la quantità di soldi che ci mette in Europa per dire la sua. Certo, questo significa che abbiamo una politica che è miope, ma non l'ultimo governo, non il penultimo, il terzultimo. Dobbiamo andare un po' di indietro tempo a parecchio. sta parte. Voglio dire, l'Italia non cresce, non opera diciamo, fattori di crescita sana, di un mercato sano da moltissimi anni, ma non è una novità. Non credo che qui nessuno si meravigli perché succede questo. Allora, una domanda seria qual è? Perché succede tutto questo? Sicuramente abbiamo un rapporto che è incestuoso, io lo definisco sempre così, tra il sistema bancario, tra politica e tra imprenditoria finta. Perché noi oggi qui abbiamo anche un'imprenditoria che è finta. Vediamo Montezemolo che viene scaricato dalla Ferrari perché non serve e diventa presidente dell'Italia. Un carrozzone che in questi anni ci è costato l'ira di Dio in maniera... Allora voglio dire, ma che imprenditori abbiamo? E sono sempre quelli ormai da 30 anni, no? Certo, che i nomi sono quelli. sempre Certo. quelli. Ma che imprenditori sono? Perché gli imprenditori, secondo quello che mi hanno insegnato, poi magari il professore ci può diciamo, magari spiegare meglio cosa vuol dire fare l'imprenditore, sono quelli che rischiano e fanno con capitale proprio. Cioè, io non vedo questi imprenditori che rischiano col capitale loro, fanno sempre diciamo, col capitale degli altri e gli altri in questo caso sono i contribuenti italiani. Questo c'è di sbagliato. Allora, questa politica che è miope, ma è miope non perché non si vede, perché non ha gli occhiali per guardare bene, perché gli occhi li ha chiusi in maniera clamorosa, perché qualcuno insomma, gli ha detto che va bene così. Sì. Credo che diciamo, un'analisi seria parta da questo. Certo, Bellucco, è d'accordo con Lorin? Certamente l'amico Radino Lorin e condividiamo tantissimo quello che diciamo. Il discorso è, però lui ha sfiorato un attimo un tema che non dovremo sicuramente approfondire in questa serata, ma il problema della crescita in questo paese è dettato anche dal costo del denaro che è troppo elevato. Abbiamo il denaro che costa lo 0,05%, vuol dire nulla, un ventesimo di punto percentuale, e le banche ce lo vendono a 3, 4, 5, sembra che quando ce lo danno... Quindi le banche continuano ancora ad avere un comportamento scorretto nei confronti Ma guardi, cioè lei sta parlando con me che io modestamente ho 5 sentenze, di cui 2 della Corte d'Appello di Venezia contro la più grande banca del Veneto, poi ne abbiamo a decine ormai, ne dobbiamo annoverare una quantità. Adesso sono anche i processi penali per usura, c'è di tutto e di più. Il problema è che la politica è come le tre scimmiette, non vede nulla di queste cose qui. Io sembro una voce nel deserto, anche stamattina sono andato a trovare l'amico Ignazio Messina che è il nuovo segretario dell'Italia dei Valori. Per carità, bei propositi, belle parole, ma poi quando si va nei fatti, per difendere gli imprenditori che si stanno suicidando, che si sono suicidati e che si suicideranno, perché ci sono anche le famiglie degli imprenditori che si sono suicidati che bisogna difendere.
Certo. Questo dobbiamo fare, non dobbiamo dimenticarci, perché quelli si sono trovati con i debiti, con tutta una serie di problemi, con l'azienda chiusa e quant'altro, e noi modestamente lo facciamo. E ci sono quelli che si dovranno purtroppo suicidare o si suicideranno sicuramente. Speriamo di no. E lo dobbiamo fare. E lo dobbiamo fare. No, il problema è che non è essere profeti o menagrammi per dire una cosa, è la pura sacrosanta verità, basta solo leggere i giornali di tutti i giorni, ma non quelli a tiratura nazionale, basta solo guardare quelli locali. Ecco, ma quello che io voglio sottolineare è questo: non possiamo essere sordi e muti su un tema di questo genere, perché è su questo tema che si gioca lo sviluppo, anche sul tema del recupero dell'evasione fiscale, anche sul tema dell'aumento della produzione e della produttività e naturalmente della base produttiva, che naturalmente non può essere combattuto la disoccupazione con l'abolizione dell'articolo 18, sono perfettamente d'accordo con l'amico Zanetti. Bisogna assolutamente fare una politica espansiva. Per fare una politica espansiva bisogna che il denaro costi realmente poco, non come lo fanno costare loro, e noi abbiamo le sentenze che arrivano a cifre che voi non immaginate neanche. Sentenze 103,449%, 58,98%, queste sono le sentenze che noi abbiamo, passate in giudicato, e che non sono neanche opinabili da parte di nessuno, tanto meno delle stesse banche. Io cito sempre la banca di credito cooperativo dei Colli Ogani, che è stata condannata perché ha praticato l'usura, e adesso un suo funzionario insieme a 2 funzionari di un'altra banca saranno sotto processo per usura il 27 novembre qui, fra 15 giorni a Padova. Ecco, Luciano Greco, le banche hanno ancora il dito puntato contro, ma dipende solo dalle banche alla fine. No, è solo una questione di accesso al credito. Esiste un problema di accesso al credito, adesso forse chi è sul campo lo sì, lo vive, certo. Certo, nei dati che però sono stati raccontati è anche vero che più basso di così il costo del denaro siamo a zero praticamente dal punto di vista della banca centrale. Esiste un problema di trasmissione alle imprese. Qui però bisogna dire 2 cose. La prima è che sicuramente il sistema bancario italiano è strabico, è stato ricordato forse nell'interruzione, perché offre credito a imprenditori a cui non offrirebbe credito nessuno, solo perché hanno magari qualche legame importante, di questo ci sono state anche inchieste importanti, eccetera. Mentre poi al piccolo imprenditore, insomma, lo tratta come un illustre sconosciuto, anzi. Esiste un altro problema molto importante, probabilmente più importante della tassazione nel nostro paese, è la debolezza finanziaria della struttura imprenditoriale italiana. Cioè, noi abbiamo un sistema di imprese che è entrata, quando si parla dell'euro si dice adesso l'euro è stato un disastro. L'euro ha significato una riduzione imponente del costo del denaro rispetto alla lira. Chiunque si ricordi quanto erano i tassi di interesse prima dell'ingresso nell'euro e li confronta con quelli anche oggi, anche quei tassi, non quelli di usura chiaramente, ma quelli praticati normalmente. Quindi le imprese si sono indebitate ancora di più dopo l'ingresso nell'euro, e quindi partendo da una situazione già di eccessivo indebitamento prima dell'ingresso nell'euro, siamo arrivati a una situazione in cui gli indicatori di fragilità finanziaria, cioè un po' come una famiglia, insomma, se si sovraindebita a un certo punto non ce la fa più, sono ai limiti già prima dell'inizio della crisi. Ecco che quando inizia la crisi nel 2008, la crisi reale, ovviamente chiusura del credito alle imprese ha significato morte di imprese anche vitali dal punto di vista dell'attività manifatturiera in particolare. Questa regione è stata particolarmente colpita perché questa era... Allora, su questo serve una politica industriale che non può risolvere solo tramite la riduzione del costo del denaro, deve risolvere consentendo, favorendo con nuovi meccanismi, che peraltro esistono, cioè non sono cose nuove, la ricapitalizzazione delle imprese, quindi aiutare, dare una mano agli imprenditori a ricapitalizzare. Aggiungo una cosa, dare una mano anche quando gli imprenditori, perché poi ci sono quelli in gamba, e poi ci sono anche quelli che, faccio sempre questa battuta, vogliono così bene alle loro imprese che piuttosto che dare in mano a qualcun altro preferiscono vederle morire,
Quando non ci sanno fare, qualcun altro deve poter subentrare. Questo è un po' il blocco del sistema imprenditoriale che abbiamo in Italia, e su questo ovviamente, quindi questo è un aspetto di offerta. Poi c'è un altro problema. Tu puoi avere le imprese che funzionano benissimo, il credito che fluisce alle imprese, ma se non c'è mercato, cioè non c'è domanda di beni e servizi, le imprese non investono. E questo era il secondo argomento che mi sarei aspettato che avremmo posto sul tavolo della Commissione europea, quando si è costituita la Commissione europea. Invece su questo, diciamo, si parla di investimenti per 300 miliardi di euro, il cosiddetto piano Juncker. Ricordo che negli Stati Uniti, quando c'è stato l'inizio della crisi, il governo americano ha messo sul tavolo una politica monetaria molto espansiva, immediatamente. E immediatamente 700 miliardi di euro come prima fase di espansione fiscale, cioè riduzione di imposta, soprattutto per investimenti. E qui in Europa invece è stato fatto l'esatto contrario. E questo è il discorso. Quando si dice draghi o vampiri, come dico io, ecco, come dico io, lo dico e lo confermo, è inutile che lui mi dica io farò di tutto per salvare l'euro, ma e gli europei? Dove li butti? Direttamente nel Mediterraneo o nel Mar Baltico, oppure direttamente nell'Oceano Atlantico? Questo è il ragionamento. Non hanno fatto una politica espansiva. Lei ha detto una cosa molto giusta, chiedo scusa anzi se sono intervenuto. Ha detto una cosa molto giusta, il denaro è diminuito di molto, perché noi quando eravamo la lira il denaro costava molto. Ma dal 2008 a questa parte, quando l'Euribor era andato al 5,75, che c'è stata questa riduzione enorme del denaro, quindi a portare quasi a zero, o per come si dire a zero, il beneficio delle iniezioni di denaro e del costo del denaro l'hanno ricevuto solo le banche. Oltretutto loro hanno anche il vantaggio di vendere i titoli sul mercato primario agli stessi stati e quindi guadagnandoci sul debito pubblico degli stati. Questa è una cosa che è assurda e bisogna dirlo chiaro, la Banca Centrale Europea, che ne dicano tanti, è una banca privata e come tale deve essere considerata. Mario Draghi o vampiri deve fare il suo lavoro, che è quello di far crescere l'economia europea, non quella di tenere sotto controllo l'inflazione, perché per tenere sotto controllo l'inflazione ha rovinato l'Europa. Questa è la vera realtà. Bellugo, professor Casen, allora, che cosa, le imprese, perché è vero, c'è il problema dell'iniezione di liquidità, c'è la difficoltà dell'accesso al credito, però forse ci sono anche delle aziende che devono essere capaci di rinnovarsi, di rimettersi in gioco. Sì, questo è vero, però se io tolgo il terreno alle aziende, poi dico dovete rinnovarvi, è un po' una cosa un po' difficile. Cioè, un'azienda non è cioè il titolare di un'azienda, l'imprenditore non è un equilibrista, lo è quando la sua azienda, che ha un mercato, ha conquistato un mercato, c'è un suo equilibrio e si allarga su questo equilibrio. Ma quando io permetto che prodotti magari anche di minor valore arrivino in Italia a un decimo, un centesimo del costo di produzione italiano, io rovino il mercato. E allora questo imprenditore cosa deve fare? Si attacca perfino all'articolo 18, ragazzi, devo licenziare, non puoi licenziare, non ce la faccio. E tutti i trucchi che si inventano, salvo quell'imprenditore che ha la forza di prendere, andare in Cina e fare esattamente quello che hanno fatto altri 30, 40, 50 anni fa. Quello che pesa però è chi ha tolto il terreno agli imprenditori? È la stretta fiscale, non c'è un passo in una direzione per alleggerire il costo. Ma non è solo la stretta fiscale, è il mercato che è stato rivoluzionato. Devono essere difese le produzioni europee. Dopodiché, gradualmente, l'imprenditore, sapendo che gradualmente sarebbero tolti i dazi e tutto il resto, sarebbe potuto crescere, no,
immaginare di andare all'estero, di conquistare delle fette di mercato, di creare una strategia, ma non si può fare tutto dall'oggi al domani. Chi l'ha fatto questo? L'ha fatto la Germania perché ha produzioni di altissimo livello, se vuoi comprare prodotto tedesco lo compri al prezzo che stabiliscono loro, dopodiché non c'è niente da fare. Ma chi ha un livello leggermente più basso o chi ha già esportato la propria tecnologia e in Cina o in India e in altre parti e poi la riimporta in Italia a prezzi bassissimi, facendo sempre il discorso dell'ascia raddoppia, no? Ecco. E allora questo naturalmente scombina il mercato. Posso fare una battuta? Sì, Prego. certo. Condivido molto, però lei diceva una cosa che a me pare sarebbe bene, come dire, aggiungere qualcosa. Spiegare. La Germania, prendiamo l'Italia, noi, penso alle acciaierie di Terni, noi produciamo ancora lì il miglior acciaio perché è un acciaio che ha una caratteristica particolare. Certo. Infatti siamo ancora i primi produttori a livello europeo. Il problema che lì si è posto, in queste settimane si sta discutendo di licenziamenti, messi in mobilità di molti dipendenti, è un problema legato all'energia, che costa il 30% in più e siccome quel tipo di acciaio utilizza i forni elettrici, okay, ci si trova nella situazione che non è che noi non siamo competitivi o non siamo in grado di fare un acciaio di qualità, tant'è che siamo sopravanti, siamo superiori anche al colosso tedesco. Allora io dico lì, il governo, un governo intelligente, lì defiscalizza, lì interviene e dice che l'energia non può costare il 30% in più di quello che costa in Germania, perché se no non c'è competizione a prescindere dalla qualità del prodotto. Cosa voglio dire? Che quello che le dice lei è totalmente dal mio punto di vista condivisibile, però io aggiungo un pezzo in più, che a noi ci manca sempre l'intervento del governo, perché quando li fanno sono sbagliati o quando li fanno non vanno nella direzione giusta. L'acciaieria di Terni è un esempio, ma se voglio ne faccio altre 10. Noi siamo la seconda impresa manifatturiera a livello ormai europeo, eravamo la prima, adesso ce la stiamo giocando tra il primo e il secondo posto, ma anche lì se tu non intervieni con una fiscalizzazione a vantaggio, con interventi di defiscalizzazione, penso anche sotto l'aspetto più banale che è quello dei salari di produttività. Il governo Monti ha fatto una norma che diceva che i salari di produttività devono avere la stessa tassazione che hanno gli altri salari, quando precedentemente c'era la defiscalizzazione di una parte di salario di produttività. Questo consentiva all'impresa di produrre maggiormente a maggior costo, pagando meno il lavoratore. Abbiamo immaginato, noi che siamo geni, lui che ha studiato la Bocconi, di dire no, riportiamo tutto come era prima. Allora voglio dire, alla fine noi scontiamo anche, non so se è una miopia, perché la domanda che io pongo e che vorrei sapere anche veramente una risposta, ma secondo voi è veramente una questione di miopia o c'è invece un ragionamento di altro tenore che sta dietro? Credo perché io non posso pensare che sia miopia quella di non capire. Non è miopia. Noi abbiamo mandato in Europa, abbiamo mandato in Parlamento della gente che non capisce nulla. Vogliamo fare dei nomi? Sì, no, ma ce ne sono molti. Si trova concorde, però quindi che apporto possono dare di concreto in base a un'esperienza fatta e di aver capito che cos'è il mercato italiano, dove l'Italia deve essere aiutata, ma la cosa più banale, e ripeto quello che si dice tutti i giorni, i contributi europei, 20 miliardi li abbiamo restituiti all'Europa, ma sono soldi, attenzione, non sono soldi che vengono dall'Europa, sono soldi nostri che abbiamo dato in Europa, che ci tornano indietro, che alla fine noi non prendiamo e restituiamo all'Europa che andrà a finire in altre tasche. Cioè è una follia. Cioè, questa è l'incompetenza, ma scusate, c'è un politico qui nel Veneto che ci ascolta, basta che me prenda un ufficio con 5 persone e le mette a disposizione con i soldi della regione a disposizione di dare la consulenza a tutti gli imprenditori, perché l'imprenditore parte la mattina alle... 2 anni che lo chiediamo. Sì, parte, dico 5, 10, 20, tanto costa niente, dai. Non è che la regione va in crisi perché 10 persone specializzate, ma non devono specializzarsi qui all'università, devono andare lì
a vedere cosa succede e con mano controllare quello che sta succedendo, poi torna con l'esperienza e si mette a disposizione dell'imprenditore. L'imprenditore ha tutti i difetti, compreso quello di alzarsi alle 7 di mattina, andare a letto a mezzanotte e quando va a letto si porta dietro i problemi. No, si sveglia la mattina che forse li ha risolti, ma forse è in stato di angoscia. Quando riesce a dormire. Quando riesce a dormire, sì, appunto, si sogna. E così. Allora, vogliamo dare un contributo come lo fanno in tutti gli altri paesi. In Germania ci sono degli uffici apposta messi a disposizione dei cittadini perché possano sviluppare determinate attività che altrimenti sono tagliati fuori. Io non posso pensare di dover avere una persona all'interno dell'azienda che si correla con l'Europa per sapere quali sono i vantaggi e gli svantaggi. No, certo, allora all'interno di questa azienda c'è una scuola e di là c'è un'aula con 25 posti e abbiamo tenuto fino a 150 persone a spese nostre, ma non per fare l'eroe, perché le cose stanno così. Io non sono riuscito ad avere un euro di fondo europeo perché non sono capace e avrei probabilmente avuto possibilità di averli. Ma non so dove sbattere la testa. Ma perché lì a livello poi europeo ci sono i meccanismi burocratici che o sei dentro e sai come muoverti o non esci. Non è esattamente così. In Veneto ci sono aziende, tra virgolette, che prendono i fondi ma non fanno i corsi. Certo, Massimo Sinigaglia, volevo introdurre Massimo Sinigaglia per sentire sono cosa amici fa degli amici. il governo cinese per le imprese e per gli imprenditori. Ma diciamo che è un governo abbastanza lungimirante, sapendo chiaramente che partiva da una posizione di enorme vantaggio, secondo me, dal punto di vista delle potenziali esportazioni, che in parte si stanno anche contraendo perché comunque la Cina diventa più costosa. Io sono d'accordo con il professor Case quando dice che i prezzi sono più bassi, ma nella mia esperienza di prodotti che ho trattato, tra l'altro non necessariamente per i cinesi, ma anche per le aziende italiane che hanno esportato e esportano in Oriente, perché io faccio un lavoro un po' che si sta orientando anche di più verso l'Italia in Cina piuttosto che la Cina in Europa o in Italia. Non ci sono quelle differenze, un decimo, un centesimo, sì. E questa è una bella cosa perché basterebbe un 20%. Con un dazio del 20%, Taiwan scompare, la Cina si riduce di metà. Il vantaggio sta sul delta della valuta. No, quello sì, però questo è un grosso vantaggio. L'operazione che ha sempre fatto il Giappone, tenendo sempre il yen molto basso, sì, in modo da essere concorrente sul mercato. Ma i prodotti ormai, io mi ricordo che i primi anni, quando lavoravo verso l'Oriente, qualcuno si occupava di abbigliamento, io non mi occupavo di quel settore e qualche importatore italiano, ci sono questi aneddoti che poi sono reali, non capiva che si vendevano a dozzine quelle magliette, pensavano che il prezzo fosse di una. Sì, esatto. Perché in quei momenti veramente c'era una differenza bestiale. Adesso la differenza è minima, ma la problematica è che ad esempio nel nostro settore, quello dello sport, del fitness, dello sport, certo, sono scomparse le aziende che producono, non ce n'è più. E si è perso quel sostrato di fornitori, cioè sono tante aziende familiari, presso fusioni alluminio, bicicletta o altro, non ci sono più. Non è che un domani noi torniamo competitivi e sti qua tornano, non ci sono più. Hanno chiuso, hanno venduto i macchinari, non hanno più l'abilità, è ormai 10 anni che non fanno più certi prodotti. Attualmente certe produzioni potrebbero ancora essere competitive in Italia se fossero continuate a esistere, ma sono scomparse. Quindi adesso chi le fa? Non è che domani uno trova 500.000 euro da qualche parte per ricomprare macchinari e inserirsi in un ambiente che è comunque fortemente competitivo, dove quindi le marginalità non sarebbero così fattibili o facilmente fattibili, quindi poi non investono in quel settore perché non conviene più. Se mentre fossero ancora esistenti continuerebbero a fare un certo lavoro. La differenza è molto bassa adesso, la Cina ha gli operai a 500-600 euro al mese, non è più gli 80 euro del 90. Quante ore lavorano? No, ma guardi, devo dire la verità, nel settore dove lavoro... Non nei centri... Io non lavoro con l'abbigliamento, con i settori diciamo facili, dove si lavora a casa, con le ceste, come faceva quando tutti negli anni 70, noi siamo diventati ricchi per quei motivi. Adesso la Cina ha fatto chiudere noi abbiamo fatto chiudere i tedeschi, i danesi, gli inglesi, perché noi costavamo il 40, il 50, dall'80 credo al 93-94 abbiamo perso il 70% di valore con la gran parte delle valute europee, siamo diventati esportatori
e quindi abbiamo fatto noi quello che hanno fatto adesso i cinesi, magari con più etica, con più capacità, con più rispetto delle norme, però la differenza adesso è molto bassa, solo che per molti prodotti, io lo vedo con mano nel mio settore, non c'è più chi produce, quindi preferisce comunque comprare in Cina, lo comprerà ancora, conviene di più. Poi un altro problema è quello dei trasporti, no? Una ditta siciliana preferisce comprare a Shanghai perché un container costa metà che un camion da Milano a Palermo. Certo. E quello è un altro problema che come si fa a toccarlo? Un camion dall'Italia, un bilico dall'Italia ad Amsterdam costa 3.500 euro, un container da Hong Kong a Amsterdam costa 950, 1.200. Quindi poi non c'è. Ma sai, non questi è sono problemi che poi veramente. si fa fatica anche a discuterli così in 5 minuti, che poi vengono a pioggia e continuano uno dopo l'altro. La Cina si ritrova molto competitiva per quello, perché hanno investito per fortuna, per capacità in un momento che noi non potevamo fare altrettanto, e attualmente, ripeto, la differenza non è che costa 10 volte meno, basterebbe un 15, un Però 20. ad esempio il governo cinese finanzia le aziende che operano diciamo ad esempio questo, qua in Italia. Io sicuramente, no? Ci sono dei contributi che... sì, sicuramente ad è esempio. una cosa che ad esempio nell'abbigliamento c'era, ci sarà ancora, non ne ho certezze, però prima c'era, che la ditta cinese che veniva in Italia per lavorare o anche per imparare a farlo aveva delle agevolazioni e anche dei finanziamenti che gli permettevano di, magari anche l'Italia propone questo, però forse con una burocrazia e con un modus operandi che è quasi sconosciuto a chi poi deve usufruirne il vantaggio e magari non lo può applicare. Ad esempio parliamo dell'ICE o degli strumenti che poi non sono mai stati secondo me strumenti operativi. Perché l'imprenditore tedesco è abitualmente un imprenditore grosso, non è un imprenditore che negli ultimi 20 anni si è trasformato come gli italiani in aziende da 2, 3, 4, 6 persone, quindi quando si muove con la forza di poterlo fare. L'italiano avrebbe sempre avuto bisogno di un supporto logistico, informativo, centralizzato. Io quando andavo a vedere le fiere dell'abbigliamento, scusate, dell'alimentazione, perché magari mi trovavo, non so, a Taipei e si andava a vedere la fiera dell'alimentazione, c'era lo stand dell'Irlanda, della Nuova Zelanda, della Scozia, che uno dice a Scozia, alimentazione, insomma non la vedo proprio come una cosa, non c'era. Cioè non c'era lo stand di gruppo, magari c'era la ditta grossa con il proprio impegno, perché una ditta importante può farlo, ma le migliaia di piccole aziende non avevano il supporto, l'informazione per poter andare in gruppo, perché se non c'è una spinta l'imprenditore da 3 dipendenti, la moglie e il marito che lavorano in ditta non ha la forza per pianificare una cosa allora di non questo sappiamo tipo. fare squadra. Ma allora diciamo, se partiamo e guardiamo in casa nostra, cioè il Veneto, e quello che sta dicendo lui è esattamente questo, la fotografia dell'impresa veneta, 2,7 addetti per impresa. Certo, quindi l'impresa familiare se mette il naso oltre il confine... È questo, allora noi siamo sempre stati, diciamo, negli ultimi 25-30 anni, il famoso nord-est è cresciuto con questi tipi di meccanismi, no? Quelli che abbiamo detto fino adesso, la svalutazione da una parte, essere concorrenziali perché piccoli, flessibili, capaci di essere innovativi, abbiamo fatto quello che hanno fatto i cinesi adesso, insomma non è che ci inventiamo adesso, ci scandalizziamo che lo fanno altri, l'abbiamo fatto anche noi finché ci è fatto comodo, a discapito di qualcun altro sicuramente. Non abbiamo saputo, diciamo, prendere e agganciare quei treni nei momenti in cui le trasformazioni erano in atto, ma io ritorno e batto molto su questo punto, che è quello di una classe politica che non ha saputo mettere in atto tutta una serie di strumenti adeguati affinché l'impresa potesse fare questo. Si parlavano delle agenzie, quelle che accompagnano. Non è che non hanno accompagnato le imprese all'estero, perché non l'hanno fatto, ma sono costate però. Sono macchine che sono costate un patrimonio e non hanno servito a nulla. No, sono serviti. No, per qualcuno probabilmente sì. Sì, per qualcuno sicuramente sì. Finanziamenti sull'esportazione. Ecco, mi faccio, per spiegare al pubblico, perché poi se parliamo tra di noi, mi faccio una catena di società all'estero. Vendo il mio prodotto all'estero, non mi pagano e io sono assicurato, quindi prendo i soldi lo stesso e ho mandato i fondi di magazzino all'estero, no? Così funzionava, sì, no? E abbiamo indebitato queste... Esattamente, però diciamo tutti gli strumenti che avevamo anche a partire dalle nostre camere di commercio locali
hanno quelle funzioni e quegli apparati che dovrebbero accompagnare gli piccoli imprenditori, perché noi appunto siamo piccola imprenditoria, vanno presi per mano, accompagnati, ma abbiamo delle capacità e delle lavorazioni che sono straordinarie qui nel Veneto. Chi le conosce un attimino, la nostra imprenditoria è veramente variegata e di alta qualità. Sicuramente diciamo, negli anni 90 abbiamo assistito a un fenomeno dove fare il piccolo imprenditore valeva la pena, no? Perché si vedeva allora la grande macchina, la casa, eccetera, tutti sono buttati a fare, hanno aperto l'impresa, per cui hanno fatto la partita IVA, eccetera. Però la questione è stata questa, noi siamo arrivati a un momento che sicuramente una crisi ci voleva anche dal punto di vista di selezione, perché avevamo di tutto, di più, c'era il momento di fare una selezione. Diciamo che un 50% delle imprese che ci sono sul mercato effettivamente non riescono a reggere il mercato e non sono in grado di stare sul mercato. Ci sono stati finché diciamo, eravamo un po' drogati di credito bancario. Io lo definisco così, ci eravamo abituati a essere drogati di credito bancario, per cui ogni volta che avevamo bisogno andavamo perché la banca bene o male te la dava, perché alla fine la banca su quel credito che ti faceva, si faceva un prodotto finanziario e lo vendeva lo stesso. Si è fatto così, parlo del mondo ad esempio mio, quello dell'immobiliare, è successo così, dove le banche ti davano il 110% del valore dell'immobile, perché andava bene così in quel periodo. Tutti sono diventati imprenditori in quel periodo lì, però giustamente non tutti erano strutturati e con la capacità. Ma oggi si potrebbe prendere questa crisi come effettivamente una possibilità straordinaria per un paese di rimettersi in moto, e invece è un treno che stiamo perdendo, perché la politica non è in grado, non è capace di accompagnare questi fenomeni, perché fa esattamente il contrario di quello che ci sarebbe bisogno, e lo vediamo ogni giorno con diciamo, interventi di finanziari che sono spaventose. Ci chiedono di recuperare 3-4 miliardi, poi ad esempio è sparita il COM con la nuova legge di stabilità sul tetto delle pensioni d'oro. No, dicono. Ma insomma, nell'ambito dei ma allora di che cosa ragioniamo? C'è bisogno di risorse per mettere in moto sta macchina, mettiamola in moto, no? E smettiamola di fare certe... Una roba incredibile. O no? Certo. Belluco, incredibile. Cose incredibili. Quello che ha accennato l'amico Aladino Lorin è una cosa veramente che dà dell'incredibile. Nessuno sa chi ha modificato, chi ha tolto il comma che prevedeva che invece dovesse essere la cosa. Come nessuno sa? Il governo, il Parlamento, chi ha sottoscritto, chi ha redatto. C'è questa omertà che però abbiamo visto anche... Ci costerà 2,4 miliardi nei prossimi 10 anni, ma non a vantaggio di quelli che hanno portatori di handicap, non so, la vecchierella che non ce la fa a pagare le bollette o il coso. Nei confronti di quei 160.000 pensionati d'oro che hanno deciso nel 2011, che avevano già i 40 anni di contribuzione, di continuare la loro vita lavorativa, quindi magistrati, professori universitari, tutta la nomenclatura col K che abbiamo qui nel nostro bel paese. Ora, se questo bel paese si può permettere queste cose qui, è chiaro che si può permettere qualunque cosa, e noi dobbiamo, visto che abbiamo dei doveri nei confronti dei nostri figli, dei nostri nipoti e di quelli che verranno successivamente, dobbiamo fare la nostra parte, dobbiamo dire esattamente le cose come stanno. Qui non possiamo assolutamente pensare che nei prossimi, c'è già però 22.000 aziende che sono sparite nel Veneto, lui parlava di 2,7 addetti per ogni azienda di media. Facciamo 3 addetti per 22.000 aziende, vuol dire che sono spariti dal Veneto, oltre le 22.000 aziende, circa 66-70.000 dipendenti. Ora, questi qui non è che li possiamo ibernare e trovarceli magari fra 150 o 200 anni. Dobbiamo pensare a come ricollocarli. E come possiamo ricollocarli fin tanto che ci sono i prodotti che vengono dalla Cina o dall'estremo oriente, che io oggi sono andato ad acquistare dei cerotti, va bene, ho acquistato i cerotti, la scatola non ve la faccio vedere, con la scatola c'è scritto Made in Italy. C'è scritto Made in Italy, ma i cerotti sono questi. Cosa ne sappiamo noi che questi cerotti sono stati prodotti in Italia? Chi è? Perché all'interno della confezione lei dice il prodotto non riporta nessun tipo di... No, c'è scritto Made in Italy, c'è scritto l'azienda dove secondo loro dovrebbe essere stata prodotta, però io ho guardato sul sito e fanno anche cerotti, ma qui
non si va a identificare che questa azienda ha fatto questi cerotti, perché per quello che ne posso sapere io, i cerotti possono essere stati prodotti chissà dove, in qualunque parte del mondo, la scatoletta magari introdotta qui, ma poi ci sono anche altri fattori. Cioè, io per esempio sto seguendo un'azienda che fa pannelli solari. Quando c'è stata la liberalizzazione del prodotto, le aziende europee, non solo quelle italiane, europee, sono fallite tutte, perché loro avevano un grado di competitività di circa il 30% rispetto a noi. Attraverso la Spagna avevano invaso tutta l'Europa di queste cose. Solo la Croazia e qualche altro staterello è riuscito a difendersi con i dazi doganali, poi sono stati reintrodotti, e questa azienda è un'azienda appena nata a febbraio dell'anno scorso, fattura già 6 milioni di euro. 6 milioni di euro, quindi qui è un problema proprio di dazi doganali. Questi cerotti qui che mi dicano dove vogliono, questi secondo me, io ci giurerei qualunque cosa, non sono stati fatti in Italia. Zanetti, bisogna reintrodurre il dazio, potrebbe essere una soluzione? Questo è un discorso che mette in piedi, come dire, apre ragionamenti di più ampia portata, perché se ci potessimo liberare della questione dicendo solo reintroduciamo i dazi abbiamo risolto i problemi. In Cina ad esempio ci sono i dazi per i beni di lusso, no? Beh, certo. Sì. Però lei sa che anche a livello europeo molto elevati, adesso dipende dai questo... beni, però parliamo di decine di punti percentuali, non l'1 al 2, 50, 40, cioè, quindi insomma sono dei dazi importanti. Sì. Però il problema è che a livello europeo questo non è possibile allo stato attuale. Quindi posso fare l'ennesimo esempio? 1000 cravatte, 200 euro. Questo è uno. Anche a me, insomma. Però guardi, poi lei mi ha fatto una domanda precisa e io sto a quello che dice oggi la normativa sull'impossibilità di utilizzare i dazi come elemento economico, se vogliamo. Cioè di protezione Così, dei nostri prodotti. E credo che il ragionamento che fin qui abbiamo, come dire, messo in scena sia sull'aspetto fiscale sia sull'aspetto economico, e condividevo molto quello che diceva prima il professore, non tiene conto di un aspetto che è l'altro handicap importante che ha il nostro paese. Il livello di corruzione che c'è qui da noi, non è che dalle altre parti sono tutti santi, ma il livello di corruzione che c'è qui non c'è in nessun altro paese europeo. E guardi, siamo i migliori anche in un triste campo come questo. Allora se lei miscela politiche economiche miope, perché da anni inseguono un rigorismo che non ha più ragione di esistere, perché poi persino la straordinaria locomotiva tedesca comincia a mostrare la corda. I dati di oggi sono significativi sull'economia, sulla loro, non sono ancora in deflazione, ma sulla loro difficoltà di avere un'economia che tenga insieme anche la giusta inflazione. Okay? Non ci sono più acquirenti. E non ci sono più acquirenti. E ripeto ancora una volta, non è che io ce l'ho con un particolare fastidio verso Monti, il mio fastidio si estende anche oltre che Monti evidentemente, ma io mi sono chiesto 1000 volte come poteva un professore della Bocconi, che quindi immagino avesse avuto sempre incarichi di straordinaria rilevanza, non capire che il nostro mercato, quello italiano, è per il 67,21% mercato interno, quindi vuol dire che le merci che si producono vengono vendute qui. E se tu metti nelle condizioni i cittadini italiani, li affami, la domanda è: ma questi come fanno a comprare i prodotti che poi le imprese piccole e medie italiane, che sono la rete capillare dell'Italia, perché ne abbiamo 5.276.000, come cavolo stanno in piedi queste se ciò che producono non lo possono comprare per primi i cittadini italiani, perché sono alla fame? Sono in condizione di non avere più la disponibilità economica, e nonostante questo fosse evidente, le politiche, le finanziarie, guardi, da Monti ad oggi, se lei va a vedere le leggi varie di stabilità, hanno annoverato importi che sono nell'ordine di 230 miliardi di interventi. Da Monti ad oggi questo sono la somma totale di interventi. Faccio anche fatica a tradurle in miliardi di lire, perché sono una cosa, sì, ma era per dire che sono una cosa pazzesca. Allora, se noi mettiamo insieme l'evasione,
l'effetto della corruzione, politiche economiche terribilmente miopi. Ritorno alla domanda che facevo prima agli ospiti che ho qui a fianco a me. Io non posso pensare che questo non faccia parte di un disegno orchestrato in maniera intelligente, perché non posso pensare che ci sia una tale stupidità, no? Tale per cui non si riesce a capire quello che il buon senso, non gli studi di economia o gli studi di scienza delle finanze ci dimostrano. Eppure è così. Eppure è così. Allora, da un lato mi viene da dire che abbiamo la peggiore dirigenza, la peggiore classe politica europea, e questo sicuramente. No? È difficile trovare qualcuno che abbia un'idea di sistema paese non tra qui e domani mattina, tra qui i prossimi 20 anni, non ce l'ha nemmeno questo finto giovane, perché poi è giovane ma produce politiche economiche degli anni 70-80 in un momento in cui la competizione globale non lo può consentire e prevedere. Mi riferisco al giullare di Firenze. Quindi in realtà la mia sensazione drammatica è che noi non siamo all'altezza del compito che dobbiamo fare e che dovremmo svolgere all'interno di un paese europeo dove il consesso è tale per cui anche lì vige un'idea miope dell'Europa e della funzione straordinaria che può avere un continente che, voglio dire, ha qualche centinaio di milioni di persone. Allora, se non usciamo da questo inganno, temo che ne vedremo di tutti i colori, e tutti i colori sono colori che saranno, come dire, ampiamente sfruttati da coloro che stanno bene e continuano a stare bene, perché le disuguaglianze a livello europeo non sono diminuite, sono aumentate spaventosamente. E allora nel momento in cui chi stava bene continua a star meglio e la forbice di chi stava peggio si allarga in maniera spaventosa, c'è da domandarsi dove stiamo andando a finire. E io penso che questo dovrebbe fare la politica dovrebbe sganciarsi da quell'idea miope e cominciare a ricondurre. Allora andiamo un attimo in pubblicità e poi rientriamo in studio e cerchiamo di dare un attimo. Sì, prego. Che c'è all'interno dell'Europa c'è una guerra, anche se tutti ci amiamo, andiamo tutti d'accordo, che va a impoverire alla lunga l'Europa, e quindi questo è un suicidio dell'Europa per certi aspetti. Quanto alla stupidità di riuscire a demolire uno status quo importante, un'economia importante come quella europea, perché è la più importante del mondo in questo momento, ma sta deteriorandosi rapidamente. Io vorrei ricordare che come crollò l'impero romano, furono 5 o 6 provvedimenti fatti da Costantino che determinarono il crollo dell'impero, e l'ha fatto in buona fede. Perché questi non la fanno in buona fede. Com'è? Io temo che loro non stiano facendo le cose No, in buona non la fanno in buona fede perché lucrano. Dubbi. Allora, una nazione lucra sull'altra e viceversa, e alla fine questa guerra interna dell'Europa determinerà la debolezza dell'Europa. Benissimo, andiamo in pubblicità, allora dopo rientriamo e cercheremo di capire allora se c'è un disegno più ampio dietro quanto sta avvenendo nel nostro paese e in Europa. Tra poco TV7 Match.